Anche se la festa dei nonni è trascorsa da alcuni giorni, ci hanno pensato gli alunni della quarta elementare della scuola Maria Luigia di Chiavari a riempire di gioia e allegria il salone della casa di riposo Torriglia, dove ad attenderli c'erano decine di ospiti della struttura. In prima fila, insieme ai bimbi che hanno intonato alcuni canti, 4 pigotte. L'iniziativa delle pigotte quest'anno era di adottare un nonno tramite la pigotta. Ora qui i nonni sono tanti, le pigotte sono 4, allora diamo la possibilità a un bambino che venga salvato, così il nonno tramite questo nipotino si sentirà anche lui festeggiato. I bimbi hanno animato all'interno del Torriglio. Sì, ho visto che erano molto soddisfatti, già veramente quando sono venuta ho chiesto come l'hanno presa gli ospiti, dice sono tutti felici, sono in attesa di sentire i ragazzi. Protagoniste del momento di festa, quindi, le pigotte, bamboline di pezza, simbolo dell'Unicef, che sono state realizzate proprio dagli anziani ospiti della struttura per un progetto di assistenza che li ha visti impegnati in diverse attività di animazione. Noi da un anno stiamo tentando di alleggerire le cure antidepressive per dormire, tutta questa serie di farmaci che gli ospiti prendono attraverso delle cure non farmacologiche. Una sono state le pigotte che li hanno coinvolti e entusiasmati. Abbiamo adesso il nuovo arrivo che è Rocky, il cane interno alla struttura che di nuovo fa parte di questo progetto, e tante altre cose sono state fatte. Siamo usciti, siamo andati al mare quest'estate con colazioni al bar, per fare in modo, come dire, che la vita sia divertente anche in struttura. E l'entusiasmo è palpabile sia per le pigotte che per il cane che per tutte le iniziative.